Buonasera amiche e amici dell'atletica. Il 64esimo Campaccio Country Cross internazionale di San Giorgio sul Legnano, nel solco profondo scavato dall'Africa in anni e anni di dominio assoluto, ha rispettato in pieno la tradizione con le vittorie dell'ugandese Jacob Kiplimo, buon quarto posto per il nostro Eyob Gebrselassie Paniel, e dell'etiope Tekai Gemeku. Per i colori regionali va salutato con soddisfazione il convincente secondo posto nel cross corto alle spalle di Sebastiano Parolini, gruppo alpinistico vertovese, del cervignanese Jacopo De Marchi, Trieste Atletica, che ritrova il sorriso dopo il ritiro di domenica scorsa agli assoluti di Campi Bisenzio. Tra le allieve, 18° posto della vianese Jessica Vettor. Nives Fotzer è un atleta senza tempo. Poker di successi ai tricolori master di Viterbo e record europeo ad Ancona una settimana dopo. 91 anni compiuti il 14 gennaio scorso e ancora tanta voglia di mettersi in gioco in giro per l'Italia alla faccia del Covid. Nives Fotzer, triestina della Nuova Atletica dal Friuli, è ormai un mito. A Viterbo, in occasione dei campionati italiani di lanci invernali master, ha realizzato il poker nella SF90, vincendo con la miglior prestazione italiana nel martello a maniglia corta 6,59 m, il disco 9,32 m e il giavellotto 8,15 m e il martello 13,4 m. Poi nell'ultimo fine settimana ai campionati italiani master indoor di Ancona ha messo la ciliegina su una torta già di per sé molto fornita, vincendo a suon di record europeo la gara del getto del peso con la misura di 5,35 m. Il record precedente apparteneva a Gabriel Gabric, capostipite della famiglia Calvesi Ottoz, che nel 2008 a Clermont ha lanciato a 4,73 m. Una vita per l'atletica, visto che tra il 1957 e il 1959 ha migliorato 9 volte il record regionale assoluto dei 400, fino a portarlo il 7 giugno 1959 a 59 secondi e 7. Prima donna a scendere sotto il minuto nel giro di pista. Non possiamo che essere orgogliosi di Nives, ha detto il presidente di Nuova Atletica dal Friuli Giorgio Dannisi. La nostra portacolori è una donna dalle doti eccezionali. La sua longevità sportiva, la forza e la determinazione che la caratterizzano sono di grande esempio per tutti e difficilmente trovano riscontri nel panorama sportivo nazionale. Anche Rosanna Possagno, SF65 dell'Atletica Aviano, scende in pedana e tutte e 4 le specialità previste e fa l'en-plane. Il martello a maniglia corta, comunemente il martellone, disco e giavellotto. Al maschile 2 vittorie nel giavellotto per l'Atletica Master Trieste. Lucio Buiatti degli SM60 con 41,77 m e Giampaolo Munari negli SM65 con 40,20 m, entrambi con l'attrezzo di 600 grammi. Da citare infine il secondo posto nel disco SM45 di Alessandro Alfè della Trieste Atletica e il terzo di Stefania Rustici, SF50 della nuova società Ad Maiora Trieste. Il nono cross nazionale della pedemontana pordenonese di Aviano si correrà domenica. La FIDAL ha ufficializzato lo spostamento di data dal 21 al 28 marzo richiesto dagli organizzatori dell'Atletica Aviano per evitare la sovrapposizione con i campionati italiani Master Indoor di Ancona. Inserito nell'elenco delle manifestazioni di interesse nazionale, il cross rispetta i requisiti del DPCM in vigore. Il nono cross della pedemontana pordenonese, che porterà via specialisti della disciplina di livello nazionale, assegnerà i titoli regionali master, ma darà spazio anche alle categorie giovanili che parteciperanno al circuito a tappe valido per il Grand Prix Giovani. Le iscrizioni devono essere effettuate online dalla società di appartenenza. Le iscrizioni tesserati con la rank card devono essere trasmesse via mail al sito che leggete in sovraimpressione, allegando il certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dell'atletica leggera, possibilmente all'atto dell'iscrizione o al ritiro pettorale. Le iscrizioni per tutte le gare del programma dovranno essere effettuate entro le 20 di mercoledì 24 marzo. Ecco il programma. Sabato 27 marzo dalle 16 alle 18 consegna pettorali di gara al centro sportivo Visinai di Aviano. La consegna dei numeri continuerà domenica dalle 8 sempre al centro sportivo Visinai.
Inizio gare alle 9 con junior, promesse, senior e senior master dai 35 ai 55 anni del settore femminile. Termineranno la serie di gare alle 11:40 le cadette. E ora spazio alle altre notizie, ce le descrive Greta Iuri. Ascoltiamo. Alessandro Brondani, durante il secondo consiglio regionale, è stato nominato fiduciario tecnico della FIDAL del Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2021-2024. Brondani, tecnico del settore assoluto nell'atletica Gorizia, sarà affiancato dalla professoressa Mara Nespolo, già azzurra nelle prove multiple e tecnico dell'atletica Bruniera Friuli Intagli, quale responsabile della formazione. Un sentito ringraziamento da parte del presidente Massimo Di Giorgio, del Consiglio e di tutta l'atletica regionale è stato rivolto a Paolo Camossi, allenatore del velocista neocampione d'Europa Marcel Jacobs, per il lavoro svolto e per la stima che nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico ha saputo raccogliere. A lui sono stati formulati più calorosi auguri perché possa raccogliere i più grandi successi professionali in ambito nazionale e internazionale, portando sempre con sé la bandiera della sua terra. In tempi brevi sarà riattivato il corso istruttori e definito il modello della struttura tecnica con i nomi dei vari referenti e collaboratori. Sono aperte le iscrizioni della 13ª edizione della International Race Carnia, un'edizione straordinaria di recupero dopo le 2 battute d'arresto del 21 giugno e del 6 dicembre. Si correrà domenica 11 aprile e si chiama La Mezza d'Inverno. Avrà caratteristiche completamente diverse dall'originale che qui vedete in queste immagini d'archivio. L'Aldo Moro Paluzza, vista la stagionalità del recupero, il cambio del tracciato da evento di alta montagna a corso di fondovalle, ha deciso di trasferire il quartier generale dalla località Laghetti a Paluzza Centro, modificando radicalmente il percorso per renderlo fruibile nelle instabili giornate del periodo. Si correrà quindi a fondovalle e il tracciato di gara bacerà tutti i paesi della conca dell'Aldo But: Rivo, Noiaris, Priola, Sutrio, Cercivento, Naunina, Zenodis, Trepoli Gosullo, Englaro e Paluzza, per complessivi 21 km e 97 metri, la distanza classica della mezza maratona, con un dislivello di 480 metri su strade asfaltate, sterrato, ciclabili e sentieri di facile corribilità. La gara è riservata agli atleti della FIDAL ed è inserita nel calendario nazionale della federazione. Ritrovo alle 7:30 in centro a Paluzza per il ritiro dei pettorali e start alle 9:30 del primo gruppo di 50 atleti, al quale seguiranno gli altri che partiranno ogni 3 minuti. Iscrizioni e informazioni le potete trovare sul sito che leggete in sovraimpressione. Anche nel Triestino le corse su strada ripartono. Il 18 aprile torna la Muia Longa sul Mar. Al via a Muggia la 10 km, nella sola versione competitiva e con partenze scaglionate. Nel paese a un passo dalla Slovenia, che guarda al mare, torna l'appuntamento con la corsa più veloce e panoramica di sempre. 10 km, percorso velocissimo e partenze scaglionate. Dopo la sosta forzata di un anno causata dalla pandemia, a Muggia si torna a correre la Muia Longa sul Mar, la manifestazione podistica organizzata dalla Trieste Atletica. Giunta la 17ª edizione, si presenta nel suo solito tracciato che accarezza il mare, pianeggiante e completamente chiuso al traffico, con la partenza dal centro del paese e in direzione della Slovenia, il viraggio a metà gara, il ritorno sempre fronte mare e il taglio del traguardo nel piazzale Nazario Sauro. Si torna dunque a gareggiare, ma sull'unica distanza dei 10 km, nella formula competitiva. A partire dalle 7 nel piazzale Alto Adriatico è fissato il ritrovo degli atleti. Lo start dalle 8 alle 9 con partenze scaglionate ogni 3 minuti per gruppi uniformi, in relazione al tempo dichiarato all'atto dell'iscrizione. È stato posto un tetto massimo alle iscrizioni di 800 partecipanti, al fine di controllare al meglio ogni aspetto della gara e garantire ai runners tutta la sicurezza necessaria.
Gli organizzatori, nonostante il cambio di colorazione di molte regioni d'Italia, tra cui il Friuli Venezia Giulia, vogliono dare un messaggio di speranza e di ripartenza. Rimarcano: l'auspicio è che la situazione pandemica rientri e le condizioni consentano lo svolgimento dell'evento, ovviamente con tutte le accortezze del caso, perché lo sport è qualità di vita, benessere, è terapia ed è un potente aggregatore sociale. È possibile iscriversi da subito al link che leggete in sovraimpressione. Il triathlon team non demorde e scende di nuovo in campo. Aperte le iscrizioni della 14ª edizione di Magride, la corsa nella steppa. Il triathlon team Pezzutti ha aperto ufficialmente le iscrizioni per la 14ª edizione di Magride, che si terrà nel weekend del 18, 19 e 20 giugno 2021. Le gare in programma sono Magride 100 km Night and Day, individuale, Magride a coppie, 2 atleti per 50 più 50 km, valido per il campionato Utah Ultra Trail, Magride in rosa, 6, 12 e 30 km Memorial Paola Franzo. Programma completo dunque, nella speranza naturalmente che la situazione sanitaria lo permetta. Ricordiamo che la 13ª edizione di Magride, che si era corsa il 29 novembre, aveva subito non poche modifiche. La distanza dei 100 km, sia individuale che a coppie, era stata cancellata, così come le non competitive dei 6 e 12 km. L'unica distanza che si è disputata è stata la 30 km, riconosciuta come gara di interesse nazionale dal CONI e pertanto autorizzata, così come previsto dal DPCM del 3 novembre. Percorsi obbligati, scrupolosa attenzione degli organizzatori e massima collaborazione da parte di tutti avevano garantito il pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Tutte le informazioni utili si possono trovare sul sito che leggete in sovraimpressione. E con questo abbiamo concluso. è veramente tutto anche per stasera. Noi, Covid permettendo, ci rivedremo lunedì prossimo. Grazie per l'attenzione, buone corse e buona atletica a tutti. Mom.